Eccoci qua, cari amici appassionati, bravo Luca che l'ha imparato. Siamo in compagnia di Giacomo, Luca il contadino di Rovereto. Oggi dicembre, appunto 4 dicembre del 2021, probabilmente l'ultimo Marvin Tour del 2021. E niente, ho avuto così finalmente la brillante idea di insistere e ho trovato appunto la disponibilità di Giacomo di portarmi in questo luogo, e adesso vi farò vedere cosa andremo a visionare, ragazzi. Appassionati di vecchi camion. Purtroppo vi farò vedere un camion che, visto anche la location, insomma, doveva andare proprio così, degrado totale, abbandono. E cosa volete farci? Probabilmente non scenderà neanche più da questa montagna. Ecco qua, cari amici, fra poco vi farò vedere il magico luogo dove andremo a visionare lo splendido trofeo a questo punto, perché abbellisce comunque, dà un tocco alla montagna. Guardate qua, ragazzi, appassionati di vecchi camion. Abbiamo di fronte, vieni qua Luca, anche te Giacomo, abbiamo di fronte qua, gli amici mi hanno detto che gli amici del circolo italiano camion storici mi hanno confermato che è un Fiat 642. Qualcuno inizialmente diceva che era un Fiat 640, però mi hanno detto così, la maggioranza che è un Fiat 642. Dunque abbiamo questo modello appunto qua, appunto dismesso. Vieni qua Giacomo, raccontami un po' come mai è qua. È qua perché doveva lavorare, ha lavorato sicuramente questa macchina. Come l'hanno portata su non si sa, perché le strade non ce ne sono, se le hanno mangiata dopo la strada non si sa, più che altro non si riesce a capire, non c'è una storia su questa cava purtroppo. Ecco qua, siamo qua appunto nelle cave, qua non lontanissimo dalle zone di Asiago. Si tratta di un Fiat 642 6 cilindri, cilindrata 6032 centimetri cubi. Dovrebbe avere una potenza di cavalli dai 92 ai 100, ecco, io so un po' queste cose qua, e poi è così, ecco, insomma. È stato prodotto dal 52 al 55 questo modello. Questo è un 642N appunto, e poi nel 55 il 642 appunto veniva disegnato con il baffo, ecco, perché qua la calandra non è il classico baffo, ma eccola qua, insomma. Questo è il primo appunto 642, eccolo qua. Non è stato depredato sul motore. Qualcosa, forse vabbè, i fanali ci stanno appunto, magari qualche usura o qualcosa. Comunque ragazzi, godetevi, assaporate questo vecchio camion che appunto dorme qua da anni, e ripeto, è impossibile portarlo giù, ci vorrebbe veramente una teleferica attiva, un elicottero. Io ve lo faccio vedere qua appunto nel suo abbandono, che comunque è lo stesso, ha il suo fascino perché comunque fa compagnia alla montagna, non sta male, ecco qua. E per cui ragazzi, godete di questa visione. Guardate un po' qua, il paesaggio dove sono. Eccolo qua. Nel 2021, caro Giacomo, andiamo ancora a trovare questi tesori. Tesori. Ecco qua, questi tesori appunto, eccolo qua. Qua ci vorrebbe appunto, qua l'amico, qua abbiamo qua le ruote gemellate, qua è un ribaltabile, eccolo qua. Appunto qua ci vorrebbe appunto qualche esperto che ci dica un po' il tutto. Io ho dato così due cose semplici che a me bastano anche alla fine dei conti. Ecco qua, vi faccio vedere qua il camion dall'alto. Guarda qua Luca, il fascino appunto di trovare questo camion con della neve appunto, e niente, guardate un po' appunto dove siamo arrivati, ecco. Il camion chiaramente è abbastanza usurato, se non dire, però insomma anche resistito negli anni, ecco. La portiera ha ceduto, insomma così ragazzi. Per arrivare appunto abbiamo camminato all'incirca 40 minuti di salita abbastanza impegnativa. Il problema allora sarà di nuovo scendere, e qua ragazzi vi ho fatto vedere un po' questo vecchio Fiat 642N appunto che giace qua.
saluto un po' tutti gli amici appassionati di vecchi camion, saluto sicuramente colui che mi ha dato la passione dei vecchi camion, Giorgio Ghezzi, come salutiamo anche Vittorio Sandrini, anche lui possessore di un modello del genere, e poi insomma un po' tutti quelli del canale che hanno comunque sempre hanno seguito così, diciamo, non tanto la mia competenza tecnica, ma insomma dai, un po' la mia simpatia, ecco, mi sono stati vicini questi anni, ecco, un po' tutti gli amici del canale. Ecco qua ragazzi, cosa dici Giacomo qua, Spettacolo. Uno spettacolo qua, Saluto Matteo dalle zone appunto di Cuneo, saluto un po' tutti i piccoli amici come Mattia di Avezzano, ma saluto Marco da Napoli, saluto Giuliano Bologna, appassionato di dettagli, saluto anche Alessandro, che lo ricordo sempre, è un ragazzo sulla carrozzina, che comunque lui è un appassionato di vecchi filmati, cioè di vecchi camion, e insomma spera sempre che il vecchio Marvin abbia la forza e la fortuna di trovare ancora queste testimonianze. Ecco qua, se mi abbassi qua, che tanto faccio vedere un po' il motore qua sotto, il suo motore, il suo motore originale chiaramente, eccolo qua. Uno spettacolo ragazzi, guardate un po', le gomme chiaramente nettamente a terra, addirittura le ho viste anche abbastanza sprofondate. Eccolo qua, ve l'ho fatto, chissà di che colore era, secondo te poteva essere sul verdino? Non so, li chiama il verdino, giallo, un verdino, sì. Ecco qua, ragazzi appassionati di vecchi camion qua, insomma, vecchio Renato qua, il Renatone avrebbe fatto un infarto, insomma, però insomma qua io mi contengo un po', Ecco qua, motore a 6 cilindri, chissà se con poco, insomma, anche se qua vedo che c'è tutti i fili tagliati, cosa volete farci? Insomma io ve l'ho fatto vedere, cosa dici? Bellissimo. Ecco adesso se mi tiri indietro questi alberi qua, così lo faccio vedere bene, tirami, ecco, tiriamo giù. Ecco qua ragazzi, ve lo voglio fare vedere tutto nella sua ambientazione, guardate qua che spettacolo, bellissimo. Guarda qua che fotografia ragazzi che viene, Fiat 6 42N ragazzi, prodotto dal 52 al 55. A voi chiaramente tutti i vostri dettagli, i vostri ricordi, saluto Max, che sono un po' i camion che magari ricordano un po' la sua epoca. E niente qua, Luca cosa hai trovato? Una guarnizione di alluminio. Ecco qua, Luca cosa mi dici di questo camion qua? Cos'è che ti colpisce? Beh, macchina, dai, che mettiamo folle un bottoncello. Ecco qua. Qua sai spiegarmi qualcosa Luca qua? Il motore è abbastanza a posto. Se non è che sta depredando un po' di tanto. Frenatura qua cosa dici? Aria. Vetri a compasso qua, che era un po' così l'aria condizionata. Se vuoi puoi leggere il numero delle cinghie d'altra banda però. Di numero? Vabbè dai. Il numero delle cinghie. Ecco qua. Eccoci qua cari amici appassionati di vecchi camion, sono qua in compagnia di Giacomo appunto delle zone, che appunto anni fa aveva scoperto questa zona e niente, insomma mi aveva appunto messo così la voglia di arrivare anch'io qua, l'ho visto anch'io. E con questo ragazzi vi saluto, ripeto un po' tutti gli amici del canale, da Demis a Roberto Gialdi, Ulisse eccetera eccetera, pazzo meccanico di Roma, e via andare ragazzi. Ecco qua, fatemi un saluto. Allora Giacomo cosa dici di questa avventura? Insomma ne valeva la pena? Ne valsa la pena e deve ancora finire. Deve ancora finire. Te cosa dici Luca? Saluto tutti i pazzi che ci conoscono. Mi fai anche me un saluto da qua? Tieni qua la fotocamera. Tieni. Attenzione che mi levo un po' il zaino, tieni. Guarda bene. Sì, ti vedo. Eccoci qua. Mi vedi? Sì. Eccoci qua cari amici, insomma è stato 40 minuti, salita impegnativa, il problema adesso sarà scendere. Ne valsa la pena perché lo tocco, come dico sempre ha un sapore particolare quando trovi questi tesori dimenticati, che dicono ma il rottame, a me piace mi piace anche il camion restaurato, però il rottame comunque è come dire, sono riuscito a dargli un ultimo saluto prima che si sgretoli, prima che vada in fonderia, è un po' questo il senso. Non penso che va in fonderia, che lo porta via da qui? Ragazzi vi saluto, spettacolo,
grande Luca, il contadino di Rovereto, ormai personaggio appunto abitué del canale del Marvin. Grazie Giacomo, e avanti, andiamo avanti con la perlustrazione, siamo solo all'inizio. Ciao a tutti, spettacolo!